recentemente la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Ottica Remonato, Ottica Bassano, Ottica Fontanesi. Grandi offerte, grandi firme. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Forse non sai quel che darei perché tu sia felice. Piangi lacrime di aria, lacrime invisibili che solamente gli angeli san portar via. Ma cambierà stagione, ci saranno nuove rose e ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia. Ci sarà e forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia anche per te. Vorrei rinascere per te e ricominciare insieme come se non sentissi più dolore. Ma tu hai tessuto sogni di cristallo troppo coraggiosi e fragili per morire adesso solo per un rimpianto. Ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia. Ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una poesia. L'Associazione Italiana contro le leucemie infantili ha come slogan i 1000 colori della vita. Sono i 1000 colori della speranza che per questi bambini sono fondamentali per poter continuare a disegnare il loro futuro. In tanti anni di ricerca molto è stato fatto con l'aiuto dell'AI e di molte persone, le quali a vario titolo hanno potuto contribuire per favorire la ricerca con risultati incoraggianti rispetto agli anni 70 e 80. Solo qualche anno fa la parola leucemia non dava quasi più speranza. Oggi invece nell'80% dei casi si può guarire. E questo grazie alle nostre eccellenze, come nel caso della clinica oncoematologica pediatrica infantile dell'Università di Padova. Con la delicatezza che conviene a questo servizio abbiamo avvicinato ai nostri microfoni il professor Luigi Zanesco, ex direttore di questo centro, oggi in pensione ma sempre attivo, per portare il suo contributo di eccellenza e professionalità, guidato da un cuore ricco di eccezionale umanità. È vero, sono stato direttore per 35 anni, ma poi lasciare una realtà così complicata che ha anche dei risvolti non solo medici, scientifici, ma anche umani, allora mi sono un po' impegnato nel volontariato per aiutare il centro.
Se conserviamo anche solo un briciolo di umanità e tenerezza, ci accorgiamo che affiora attraverso i corridoi e le stanze dove sono ricoverati questi bambini, accuditi dai loro familiari. Scatti fotografici dove immortalano gesti di mamme in abbracci e baci dal disperato amore. Una commozione che ti fa impazzire dal dolore, quel dolore profondamente sordo che ti conduce a chiederti il perché di questo assurdo destino, quel dolore che ti fa fare a cazzotti con la fede, che apparentemente sembra aver esaurito le sue risposte. Apparenti silenzi che si interrompono quando ti accorgi che ci sono uomini che quotidianamente si dedicano completamente alla ricerca e alla cura di queste giovani creature dall'andamento maturo, quella postura che si acquisisce con la saggezza, senza fretta, con i passi sicuri di quando sai dove andare. Ed ancora, trovi in un susseguirsi di emozioni la gioia nello scoprire uomini dagli occhi trasparenti come l'acqua pura, incontaminata, quegli occhi di chi dà prova di essere dedicato completamente agli altri. È l'impegno, cioè il motivo, l'obiettivo, la mission per cui uno ha scelto la professione di medico, comprende questo. Se il medico dovesse occuparsi esclusivamente di cose senza impatto emotivo, senza un pathos, un qualche cosa di pregnante dal punto di vista così del sentimento, del coinvolgimento, non dovrebbe fare questa professione. Quindi la scelta mia a suo tempo, quando dopo la specialità di pediatria ho una richiesta se ero interessato a impegnarmi, a dedicarmi ai bambini con queste malattie, è stata positiva, perché si vedeva, era un momento, un periodo in cui, a dire la verità, pochi volevano emotivamente pochi erano interessati a impegnarsi, perché erano ritenute malattie mortali. Io invece ho pensato, assieme ad altri colleghi a livello nazionale e internazionale, che valeva la pena impegnarsi, perché c'erano degli obiettivi, e gli obiettivi erano quelli di ribaltare la prognosi di questi bambini, e in questo devo dire che ci siamo riusciti, cioè tutto il mondo scientifico ci è riuscito naturalmente, ma io ritengo che noi qui a Padova siamo stati partecipi di questo enorme successo del campo della medicina moderna, che è stato il miglioramento prognostico di bambini con neoplasie in generale, e in particolar modo di bambini con la leucemia, soprattutto la leucemia linfoblastica acuta. Professore, facciamo un passo indietro. Lei parlava prima di una scommessa, di obiettivi da raggiungere. Ecco, credo che ne abbiate raggiunti parecchi, visto che i 2/3 di questi bambini in pratica possono essere salvati da questa tremenda malattia. Ma lei emozionalmente, quando si trova con i genitori, noi pensiamo il dramma che deve dare questa notizia, ecco, come la vive dentro di lei, dentro da dottore, e soprattutto come la vivono i genitori, allora, praticamente? C'è tutto un passaggio, è una crescita anche del medico, diciamo. Noi dobbiamo considerare che dobbiamo essere dei professionisti, dobbiamo essere, non dico dei tecnici, non ci si può disgiungere, certo, però dobbiamo cercare di controllare le nostre emozioni e lasciare le emozioni espandersi e dimostrarle ai genitori. Se noi ci comportassimo come i genitori non saremmo dei seri professionisti. E in questo senso io ricordo che i primi anni della mia attività era difficile il controllo dell'emozione, perché partecipavi interamente, insomma, a quello che era il dramma di una famiglia, perché con questi genitori, con questi bambini ti sentivi un tutt'uno. Per cui ricordo che quando dovevo partire per le ferie mi ci volevano 2 o 3 giorni per pensare che ero in ferie, resettare, come quando dovevo rientrare 2 o 3 giorni prima del rientro cominciavo a pensare ed emotivamente, ma anche
così la tensione cresceva perché dovevi trovarti nel posto di lavoro con le prequalifiche, diciamo così. Nel periodo, nel corso degli anni, naturalmente uno si resetta e riesce a controllare le proprie emozioni per essere più professionale con i genitori. Però appunto bisogna dire, uno deve cercare di controllare, perché l'emozione c'è. Tu sei un uomo, partecipi delle diagnosi tremende, comunichi delle diagnosi tremende, però devi essere in grado di dare delle motivazioni ai genitori o al ragazzo, se è un ragazzo adolescente, per cui è necessario e vale la pena di affrontare un periodo difficile, perché il traguardo è la guarigione. Ed infine noi, con le nostre telecamere, invasori di momenti intimamente profondi, con il timore di essere indiscreti. Ed infine noi, che viviamo questi attimi quasi con un senso colpevole per il destino che è stato così benevole con noi. Ed infine noi, che ci sentiamo in dovere di fare qualcosa per poter contribuire ad alleviare le sofferenze di questi nostri fratelli. Ed infine voi, che potete contribuire per alleviare le sofferenze di questi vostri fratelli. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel-ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel-ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel-ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel-ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Ottica Remonato, Ottica Bassano, Ottica Fontanesi. Grandi offerte, grandi firme. Amici della Voce, siamo qui a Rossano Veneto in una splendida cornice, una villa settecentesca. Siamo con il vice sindaco di questa splendida cittadina, Paola Giaccheri. Intanto la ringrazio, oltretutto assessore alla cultura. E qua si respira un po' di cultura. Sentendo ci avviamo, intanto siamo in un posto credo veramente gustosissimo di Rossano Veneto, una villa incredibile che è adibita a varie funzioni. Sì, è una villa che ha intorno a 40.000 metri quadrati di parco. Che non è poco. Che non è poco, quindi una villa immersa nel verde, stupenda, nel cuore del centro storico di Rossano, per cui una posizione fantastica. Ecco, una villa che è adibita nella Marchesa a sud a biblioteca e a sala conferenze di sopra. Di là c'è, nella Marchesa a nord, c'è una mostra storico-fotografica che rappresenta immagini di Rossano come era una volta, perché la memoria storica va sempre conservata e poi per c'è le nostre... quel pizzico di nostalgia. Bravo, anche. nelle nostre generazioni future che imparino veramente ad apprezzare la nostra storia. E poi ultimamente, recentemente, abbiamo allestito, tramite gli interessi di un consigliere comunale nostro, un giardino estivo nella parte ovest della villa che è riservata ai giovani, è una discoteca. Diciamo, è polifunzionale. Cultura, concertini. Cultura, divertimento, ricreazione e grande passione sotto tutti i punti di vista. Se non sbaglio è un po' un comune come una bella casa che ha un posto dove ci si possa identificare. Bravo. Ecco, come ci si identifica oggi, mi pare che questa dolce ragazza oggi si sia laureata, vedo Eleana Lisciotto, oggi è dottoressa. Oggi è dottoressa, quindi grande il nostro felicità. Consigliere comunale oggi complimenti. agli occhi lucidi oggi. Esatto. Allora, andiamo verso questo giardino, vice sindaco, Sì. anzi la chiamo assessore alla cultura. Ma mi chiami Paola, che facciamo Paola. prima. Allora, abbiamo detto, Rossano Veneto è una cittadina che non sempre si è fatta notare molto nei media, perché, non so, per qualche È piccola, è marginale rispetto alle grandi strade di traffico, però certo offre parecchie cose, perché ci teniamo moltissimo a dare ai nostri concittadini un qualcosa da assaporare, da gustare a livello culturale soprattutto, ma anche a livello sportivo.
Caspiterina, noi abbiamo fatto il Giro d'Italia, abbiamo fatto per parecchi anni e lo faremo ancora l'Astico Brenta, faremo la notturna il 23 di settembre, il 6 settembre c'è un'altra gara ciclistica. Vado avanti io. Allora, non soltanto eventi sportivi sono importanti, poi dopo a me mi illuminano queste cose. Beh sì, Però sappiamo. nella peculiarità di questa villa vorrei ancora rubare qualche momento, cioè nel senso che questa villa mi pare che oltretutto funzioni molto bene anche un ristorante il giovedì e la domenica. Giovedì Un e momento domenica, di grande raccolta. Certo, dedicato ai giovani, ma non solo ai giovani, c'è ristorante, c'è discoteca, ci sono momenti di intrattenimento che piacciono molto perché il giovedì e la domenica sera vediamo una marea di giovani qua fuori e la cosa è si singolare, rallegra, giusto Eliana? la cosa singolare è che avete trovato un luogo fisico dove possono stare in tranquillità, non bivaccano nei bar fuori nelle strade. Bravo, un luogo È fisico. stata una scelta politica ponderata o voglio dire da buoni genitori? Ponderata fra di noi, però riteniamo che anche i genitori che sanno che i loro figli sono qua possono essere più tranquilli perché sa che il genitore è sempre preoccupato, no? Mi pare anche dove vanno, ecco, Ma giustamente. oltretutto mi pare una doppia mandata, c'è anche un fattore educativo, piuttosto che vederli nei bar, voglio dire. Certo, è un fattore educativo sicuramente, guardi. Sì, Ha visto cosa c'è qui? Interessante, lo stavo Ha guardando. visto cosa sì. c'è? Ecco. Cioè, per cui anche qua un momento di attenzione. Piuttosto che vadano in giro e che facciano le strade in macchina, e sappiamo come va a finire certe volte, sono qua, alcuni vengono da casa, tornano a casa a piedi e di conseguenza... Poi una volta qua a Rossano Veneto avevate Opera Festival Estate, che adesso ahimè purtroppo per voi, ma voglio dire forse era anche giusto che fosse così, perché non è una... la città più grande che la sa Esatto. mantenere meglio. Però voglio dire, siete contenti di dove è andata la vostra creatura? Guardi, con il cuore dobbiamo dire di no, con il cuore. Con la mente indubbiamente sta meglio a Bassano. Con il cuore è dispiaciuto perché le assicuro che Opera Estate è stata una delle iniziative più importanti e più belle di Rossano Veneto. E tanti si ricordano E ancora. tanti la si ricordano, l'abbiamo utilizzata fra le scuole, abbiamo creato... Cioè qualcuno ha creato l'opera lirica qua, l'ha portata qua, con grande passione, con grande entusiasmo. Io non so se posso fare nomi. Sì, bisogna. Tipo ad esempio Loris Parise, Che è rimasto dentro. che è rimasto lì e tuttora il direttore artistico a Bassano, la signora Rosa Scapin, persone in gambissima che coltivano proprio con il cuore questa passione. E vogliamo anche dire Luciano Fabris che ha fatto E un lavoro Luciano immenso. Fabris, l'assessore alla cultura che non c'è più, nel Luciano non... nel senso che sì, non, però ecco, chissà. sappiamo che le liste sono Certo, state diverse certo. e a cui auguriamo un ottimo futuro e che ringrazio io personalmente, pur essendo di Rossano, ma ho sempre collaborato comunque Certo. con Luciano Fabris e con Opera Estate, ringrazio per lo splendido lavoro che ha sempre fatto e per la grande collaborazione che c'è sempre Paola, stata. però anche a Rossano Veneto, intanto io vado avanti, vi precedo in questa bella passeggiata. Adesso siamo nella parte, siamo nel giardino estivo, splendido, devo dire la verità. È la prima volta che entro e rimango a bocca aperta e verrò sicuramente, anzi invito i nostri ascoltatori veramente a porci un po' di attenzione. È splendido, è veramente splendido. Ma sì, già, però avete a poco anche molti incontri culturali, mi pare anche un balletto importante. Abbiamo il 24, vero? Eccolo qua, abbiamo 2 star della televisione. Sì, tanto vanno in crawl perché il mio operatore regista sapientemente sa come fare. Allora, due étoile, direi uno, trasmissione fortunata condotta da Mili Carlucci, Ballando Rai sotto 1, le Ballando stelle. con le stelle, Con le stelle. che da noi è diventata Ballando sotto le stelle perché Mi si pare spera giusto. che il 24 sia una serata Sicuro, serena. Ecco. questo è sicuro. E sono Samuel Peron e Natalia Titova. Questa è un po' la punta di diamante della... Sì, insieme con l'opera lirica, Il Barbiere di Siviglia, che abbiamo effettuato domenica sera. Questa è un po' la punta di diamante che facciamo anche per i giovani, perché il 24 c'è un abbinamento un po' particolare. Allora c'è l'orchestrina dei Lollardi che suonerà le musiche degli anni 60, insieme con Peron e Titova, che invece sono ballerini moderni, Certo. modernissimi, e di conseguenza di Però solito... un locale oltretutto, Sì, sì, autoctono. sì. Autoctono e ballerini famosi, ballerini importanti che daranno sicuramente lustro al nostro paese, al nostro parco. Altri appuntamenti di Ecco, Rossano sta arrivando Veneto? un po' il responsabile di eventi. Dove siamo adesso? Dove siamo adesso? Ricordiamo che funziona il giovedì e la domenica anche il Sì, ristorante, sì. ma quanti posti ci sono? Questi, però chiaramente la gente in piedi finché si vuole. Incredibile. Lei vede che è accuratamente delimitata. Questa anche... ha una particolarità, mi pare che il proprietario di questa bellissima villa era un certo Michi Biasone, campione del mondo. Sì, campione del mondo di rally,
che nel 2001 l'ha messa in vendita e siccome è un bene protetto dai beni ambientali, il comune ha il diritto di prelazione, quindi siamo andati a Roma nel 2001 e ce la siamo portati a casa. Ecco, voglio dire, questo è stato un buon affare anche a livello mediatico, non soltanto perché l'affare in sé per sé, diciamo, uno quando investe sui muri si dice che il muro è, però voglio dire è diventato anche qualcosa di importante per la collettività. Beh, per noi tantissimo, guardi, perché questo pezzo di paese è sempre stato caro alla gente. Qualcuno ha contestato l'acquisto della villa perché chiaramente ci vogliono soldi per mantenerla. Però non avremmo mai potuto farci scappare questa occasione, perché un pezzo così, una villa del Settecento, con un parco di 40.000 metri quadrati che va ad aggiungersi ad altre 70.000 che noi abbiamo di là, ad ovest, dove sorgeranno, sta già sorgendo l'albergo, lo vedete laggiù, con 5 piscine, e campetti polivalenti, per cui sarà 120.000 metri quadrati di cultura di sport. Rossano è proiettata al futuro, si può dire. Direi anche sì. pur essendo piccola come Noi ci cittadina. auguriamo di aver svegliato un pochino questo paese portando delle novità, delle innovazioni che possono andare bene, magari non a tutti perché sappiamo che la voce critica c'è sempre ed è giusto che sia così, però speriamo di aver accontentato i più. Paola, lei è una professoressa, mi pare, no? Ero, sì. Si è sempre. Sì. E si vede un po' il piglio da professoressa perché continua a dire che fuori là questa cosa per fare l'esame alcolimetrico credo che sia proprio una intuizione da professori, cioè da gente che si è impegnata nella vita proprio con i giovani. Ecco, che valore date voi ai giovani a Rossano Veneto? Mamma mia, noi cerchiamo in tutti i modi. Se vogliamo andare verso di là così vediamo. Vorrei chiamare anche quel signore. Ma lo guardiamo, lo vediamo il signore a cui di non eventi. abbiamo chiesto il permesso di entrare, spero non. Beh, vabbè. Quanto contano i giovani? Allora, i giovani sono i pilastri di qualsiasi società civile, perché se crescono bene i nostri giovani, la società è buona, è sana, è pulita, altrimenti no, chiaramente. E allora noi stiamo cercando proprio di fare di tutto per affrontare i giovani, per tenerceli vicini, per insegnare loro qualcosa, per insegnare che non sempre la vita va vissuta andando a 180 all'ora sulle strade o bevendo fino alle 4 del mattino, ma ci sono delle alternative bellissime come questa. C'è la possibilità di ballare fra i giovani, c'è la possibilità di fare sport e noi siamo fortunati in questo senso qui a Rossano, perché abbiamo tante associazioni sportive, abbiamo pallavolo, abbiamo calcio, abbiamo l'atletica leggera, abbiamo il karate, abbiamo... L'intelaiatura di una società, voglio dire, proprio si naviga viene traghettato attraverso lo sport, mutuale anche nei riguardi delle scuole. Come ho già detto, no? Fare sport significa occupare in modo intelligente il tempo libero e tanti ragazzi, grazie al cielo, se ne rendono conto e lo fanno. Allora, voi siete di nuova amministrazione, da un anno, vi augurate di andare avanti e finire tutta la certo, legislatura, certo. e dato che sai che questo parco non venga veramente messo a dimora giusta e poi verremo ancora a vederlo. Sì, a riprenderlo con le nostre telecamere. A noi fa solo piacere perché ci traghettate l'immagine di Rossano, un'immagine splendida come questa attraverso la vostra televisione. So che è una televisione importante, per cui fateci pubblicità. Sono contenti. Diciamocelo, è una gran bella trasmissione. Ma al di là siamo di questo, solo contenti. Noi le portiamo, intanto rinnoviamo il ringraziamento a lei e alla sua, noi ringraziamo voi. Tutti i suoi assessori e un saluto anche al sindaco che qualcosa ha fatto in questi anni. Certo, il sindaco è qui praticamente dal 98. Ha fatto 4 anni di assessore all'urbanistica, poi ha vinto 2 legislature consecutive, quindi vuol dire che qualcosa di buono ha fatto se l'hanno rieletto, giusto? Certo. Quindi, professoressa o vice sindaco? Come vuole. Paola ancora meglio, abbiamo detto prima. Paola, io la ringrazio per questa chiacchierata. Ringrazio voi di nuovo. Abbiamo fatto vedere cosa farete nell'immediato e poi dopo ci ritroveremo ancora per qualche volta, per qualche passeggiata, chissà, anche per poter testimoniare il momento in cui ritorna il Giro d'Italia qua. Però un'immagine dell'arena del parco me la fate. Ma quella è già fatta. È già fatta. Lei faccia conto che l'abbiamo già vista. Va bene. Grazie Paola. Perfetto, grazie a voi, grazie infinite. Grazie.